Ma vuoi che carro sta? Quanta strada manca ancora? Un pochino, però la morendo perché sennò qua, visto. Hai paura che rimaniamo qua? No, rimaniamo qua, no, però vediamo. Andiamo. Allora, questo è il nuovo logo di quello che praticamente è una nuova attività. Questa nuova attività non è altro che una richiesta da parte di alcune persone che mi hanno detto: ma guarda, tu che hai fatto un canale Galati Travel, perché non fai anche un canale dedicato alla Sicilia? E ho detto vabbè, proviamo. Allora ho diviso, ho fatto la prima attività, quindi quella Gala Travel, l'ho fatta solo e soltanto per i viaggi fuori dalla Sicilia, quindi in Italia, insomma i posti dove sono stato, pochi posti ma comunque ci sono stato, e li ho voluti raccontare a modo mio. Mentre per quanto riguarda il canale, questo qua nuovo, che appunto il logo è questo, l'ho disegnato io, vede? Eccolo. Praticamente questo logo l'ho disegnato io, ma lasciamo stare, ed è un logo che rappresenterà il futuro canale YouTube, Instagram e poi Facebook ovviamente. E questo canale sarà un canale dedicato esclusivamente alla Sicilia, quelle parti dove comunque una persona cerca di poter andare. Spesso e volentieri tutti pensano che la Sicilia sia un qualcosa che vabbè, c'è Falù, la spiaggia, il mare. Invece non è vero, c'è veramente tanto altro, e questo altro che c'è lo voglio raccontare. Come? Lo voglio raccontare in una maniera molto semplice, cioè a parole mie, che chiaramente è un semplice diploma, per cui lo racconterò a parole mie, e dirò anche tutto, quanto si spende per raggiungere un posto, quanto costa, con chi parlare, con cosa fare, cosa dire, cosa non dire, e quindi io cercherò di fare un servizio che spero sia utile a tutti, chiunque di noi, sia siciliani che non siciliani, o comunque siciliani immigrati che vogliono visitare un pomeriggio, un qualcosa. Una persona si trova qua in Sicilia e dice: ma cosa faccio oggi pomeriggio? Cosa faccio? Ti colleghi al sito in base a dove sei, ti dirò se ci sono stato, perché se non ci sono stato chiaramente non te lo posso dire, ma se ci sono stato ti racconto quello che ho visto e quello che puoi fare, evadendo, diciamo, evadendo quella parte solita. Piuttosto che andare a passeggiare al mare, una persona dice: vabbè, ma io sono stanco di andare a passeggiare sempre nello stesso posto, allora dove vado? E ti dico dei posti vicini dove andare a fare qualcosa.
perché comunque i posti ci sono e che noi spesso e volentieri non li sappiamo. Grazie a questo video devo iniziare a tingermi i capelli perché non me ne ero accorto. Comunque va bene, quindi questa è la presentazione del nuovo progetto Turismo Siciliano. Parliamo anche del fatto come viene finanziato il turismo siciliano. Il turismo siciliano viene finanziato da me, perché non voglio avere sponsor, non voglio avere nulla che non sia mio. Quindi se io un domani avrò un'attività mi sponsorizzerò da solo. Cioè non è un'attività a scopo di lucro, perché ogni volta va a finire sempre male. Ho visto tante persone che hanno realizzato dei canali, poi a un certo punto magari sponsorizzano un bar perché si trovano in quel posto, quel bar si incazza perché l'altro, quello accanto, non l'ha fatto. Insomma, vabbè, diciamo soppopere italiane, ma va bene così. Niente, quindi questo qua sarà il nuovo portale, il nuovo canale dove comunque racconterò la Sicilia e si chiamerà appunto Turismo Siciliano, mentre Gala Travel avrà un'altra mansione che non c'entra niente con la Sicilia, anche se poteva essere lo stesso canale, ma siccome mi hanno detto guarda, cerca di fare distinzione tra un canale e il tuo, va bene, accontentiamoli. Alla fine le persone me l'hanno chiesto e quindi le persone siete voi che guardate questi video e quindi accontentiamoci, va bene? Dai, Turismo Siciliano.